Sì, io voterò per il capogruppo Zanoni. Capogruppo Zanoni? Io posso votare per il capogruppo Comisso a questo punto. Capogruppo Gorini? Ha luogo la votazione segreta. Ascoltatori, avvicinatevi, prego. Dopo lo sfoglio, i componenti della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari sono contro Luzzo con 10 voti e Zanoni con 3 voti, oltre al sindaco che la presiede. Passiamo ora alla votazione palese per dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Nomina consiglieri di minoranza in seno all'AMA, Banda Cittadina, relazione al sindaco. Con deliberazione propria numero 25 del 28 maggio 1992 è stato approvato il nuovo regolamento della banda musicale cittadina. L'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che in rappresentanza del Consiglio Comunale fanno parte del Consiglio Direttivo dell'AMAB con diritto di voto il consigliere della minoranza e di diritto l'assessore alla pubblica istruzione. Ci sono interventi? Prego, capogruppo Gorini. Sì, il nostro gruppo propone il gruppo Comisso. Addirittura Comisso. Non indichiamo naturalmente perché è previsto dal... Passiamo alla votazione segreta.
Capo lo sfoglio, il rappresentante di minoranza del comune in seno al consiglio direttivo dell'AMA è Giovanni Commisso, con 4 voti. Passiamo ora alla votazione palese per dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. No, prego, capogruppo che non... No. Basta. Unanimità. Prego. Il prossimo punto all'ordine del giorno assume incarico capogruppo il consigliere di Oveso. Passiamo all'8° punto all'ordine del giorno. Nomina del rappresentante del Consiglio Comunale in seno al Consiglio di amministrazione della Proloco. Relazione al Sindaco. La legge regionale numero 33 del 4 novembre 2002, testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, agli articoli 9, 10 e 11 disciplina le attività delle associazioni Proloco. Del regolamento provinciale per l'esercizio delle funzioni in tema di associazioni Proloco, per cui all'articolo 10 della sopracitata normativa, prevede la presidenza del Consiglio di amministrazione di una rappresentanza dell'amministrazione comunale con voto consultivo. Un atto del 19 settembre 1987 è stata costituita l'associazione Proloco, denominata Associazione Proloco Porto Santa Margherita Duna Verde Caole. L'articolo 6 dello statuto di detta associazione, in ossequio alla legge regionale numero 45 del 1983, prevede che nel Consiglio di amministrazione deve essere presente di diritto la rappresentanza dell'amministrazione comunale con 3 consiglieri eletti dalla stessa, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare. Con propria deliberazione numero 13 del 3 luglio 2007, il Consiglio nominava i suddetti rappresentanti, i quali sono scaduti per effetto delle elezioni amministrative tenutesi il 6-7 maggio ultimo scorso. Il nuovo statuto della Proloco, modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 33 del 2002, all'articolo 6 prevede nuovamente una rappresentanza dell'amministrazione comunale in seno al Consiglio di amministrazione, nulla specificando in merito al numero dei componenti della rappresentanza. Si ritiene tuttavia opportuno confermare la composizione della rappresentanza del Comune e procedere alla nomina dei 3 nuovi componenti. Sono interventi? Capogruppo Zanoni, prego. Scusate, il candidato della nostra lista civica è Marco Giro, ma c'è un motivo per cui lo vogliamo candidare. Abbiamo sentito prima da quello che ci ha relazionato il sindaco, questa Proloco si chiama Proloco di Caole e Porto Santa Margherita, però dobbiamo tenere conto, visto che siamo cambiati nella precedente amministrazione, facciamo anche uno sforzo per cercare di inserire quelle che sono le frazioni del nostro territorio in un contesto più grande che riguarda le attività della Proloco. Questo è il primo motivo per cui mi dico Marco Giro. Il secondo perché è stato uno degli ideatori, dei promotori della sagra di Ottava Presa, di cui tuttora si occupa attivamente. Per questo motivo io lo indico come candidato. Capogruppo Pellegrini, prego. La maggioranza propone Bortoluzzo a Guglielmini. Capogruppo Commisso. Ama Caole propone Borini Alessandro. Procediamo ora al voto segreto.
Dopo lo spoglio, i rappresentanti del comune insieme al consiglio di amministrazione dell'associazione Proloco Porto Santa Margherita di Madrid Taule sono per la maggioranza Guglielmini e Bortoluccio, per le minoranze Giro, con 4 voti tutti. Passiamo ora alla votazione palese per dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Presidente, chiedo se è possibile, quando comunica i risultati delle votazioni, anche di comunicare il numero dei voti degli eletti e dei non eletti. Grazie. Passiamo al nono punto all'ordine del giorno. Modifica allo statuto comunale ed approvazione della nuova versione aggiornata. Relazione al sindaco. Lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione consiliare numero 87 del 5 ottobre 1991 e ha subito nel corso dei primi anni di vita una serie di modifiche, di cui l'ultima approvata nell'anno 2003. È evidente che l'attuale versione dello statuto, rimasta inalterata da 9 anni, risulta per molti aspetti anacronistica, considerato che nel frattempo sono intervenute numerose leggi di riforma parziale dell'ordinamento degli enti locali. Si è quindi ravvisata la necessità di aggiornare lo statuto alla normativa di rango superiore nel frattempo intervenuta, limitando tale adeguamento alle disposizioni di legge cogenti. Si è deciso di rinviare a un secondo momento la revisione complessiva di tale strumento normativo, in considerazione del fatto che sono in corso i lavori parlamentari per l'adozione della Carta delle Autonomie e interviene sulla materia delle funzioni degli enti locali al fine di adeguarle alla riforma del titolo quinto della Costituzione e di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. In relazione alla riduzione dei componenti degli organi collegiali, attuata con il decreto legge 2 del 2010 e con la legge di conversione 42 del 2010, e al fine di garantire una migliore operatività degli organi politico-amministrativi a spesa invariata, si era avvisata l'opportunità di istituire la figura del consigliere delegato, con ciò legittimando il semplice conferimento a un consigliere comunale di incarichi di studio e collaborazione in relazione a materie particolari, senza che tale attribuzione implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né atti di gestione spettante agli organi burocratici, né la corresponsione di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli in godimento quali gettoni di presenza correlati alla partecipazione alle sedute di Consiglio. In data 14 giugno 2012, durante la conferenza di capigruppo, il capogruppo Alessandro Corin ha presentato una proposta di modifica dell'articolo 41 dello Statuto, rubricato referendum, per cui passo la parola al Presidente perché la passi al capogruppo Corin per la lettura. Grazie Presidente. In realtà in sede di conferenza capigruppo eravamo rimasti anche con l'intesa che poi è stata mantenuta di far avere al gruppo di maggioranza e anche agli altri capigruppo dell'opposizione, così come è stata girata pure alla segreteria del Comune, una proposta relativa pure a una modifica per quanto riguarda le commissioni consigliari. Un testo che poteva valere tanto per una modifica da portare al regolamento di Consiglio Comunale quanto da poter essere utilizzato ai fini di una modifica dell'articolo 28 dello Statuto del Comune di Cameri. Riassumendoli praticamente in un'unica proposta, io do lettura di quello che è un testo accompagnatorio, una brevissima relazione e poi delle modifiche che si intendono apportare. Le modifiche allo Statuto del Comune di Cameri che vengono di seguito proposte sono finalizzate in primo luogo
ad assicurare la massima partecipazione popolare diretta alla gestione della cosa pubblica, introducendo il principio per cui chi si reca alle urne decide e chi sta a casa delega coscientemente la decisione ai suoi concittadini. A ciò si aggiunga l'esigenza di introdurre i referendum confermativi e propositivi. Tutti i referendum consultivi, confermativi e propositivi devono essere vincolanti. In secondo luogo si vuole migliorare l'efficacia dell'attività delle commissioni consigliari permanenti, che sono importanti articolazioni del Consiglio Comunale, meritevoli di essere valorizzate al meglio. Di norma, gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale sono preliminarmente esaminati dalle commissioni consigliari permanenti competenti. Per un migliore funzionamento si propone di individuare nell'ufficio della segreteria generale lo snodo di collegamento tra la Giunta, che licenzia gli atti di competenza del Consiglio Comunale, e le commissioni consigliari, che ne curano l'esame preliminare. Sarà dunque compito della segreteria generale la trasmissione degli atti, quello delle proposte di deliberazione e la documentazione a questi relativa ai presidenti delle commissioni consigliari competenti e per opportuna conoscenza al presidente del Consiglio Comunale. Le commissioni consigliari si esprimono sugli atti di competenza entro 30 giorni dalla loro trasmissione al presidente di commissione. Il presidente di commissione provvede a convocare la seduta di commissione. L'ordine del giorno viene trasmesso almeno 3 giorni prima ai componenti della commissione e ai capigruppo. Contestualmente alla trasmissione della convocazione della seduta di commissione, il presidente di commissione, con il supporto della segreteria generale, provvede a fornire ai componenti di commissione che ne facciano richiesta tutta la documentazione relativa ai punti inseriti all'ordine del giorno, testi delle proposte di deliberazione, istruttori uffici, documentazione relativa, eccetera. La convocazione all'ordine del giorno delle commissioni consigliari viene affisso all'autorità comunale e pubblicato nell'auditorium online. Per ciascun atto, il presidente di commissione comunica alla segreteria generale l'esito dell'esame della commissione. Una data proposta di delibera non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in carenza del relativo parere favorevole della Commissione. La relazione al Consiglio Comunale del parere della Commissione è fatta dal Presidente di Commissione o dal consigliere delegato dalla Commissione. Sono ammesse delle relazioni di minoranza e infine la proposta è che le sedute delle commissioni siano pubbliche. Ora, il testo, in particolare di modifica dell'articolo 28, di fatto va letto con questa breve relazione. Io, se volete, rileggo le parti che andremo a modificare con la proposta, se ritenete opportuno lo leggo, se no passerei alla lettura dell'articolo 41, la proposta di modifica in materia di referendum, dove l'articolo 41 dello Statuto verrebbe di fatto così modificato. È riconosciuto il referendum consultivo, confermativo e propositivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica delle materie indicate dal regolamento di cui al comma 5. L'esito del referendum è vincolante e la consultazione referendaria è valida qualunque risultato il numero dei voti espressi sul numero degli aventi diritto, risulti il numero di voti espressi sul numero degli aventi diritto, secondo il principio del cosiddetto quorum zero, per cui chi si reca alle urne decide, chi sta a casa delega coscientemente la decisione ai suoi concittadini. In ogni caso, ogni singolo quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo analogo oggetto. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 10% degli elettori residenti nel Comune, secondo le modalità stabilite dal apposito regolamento. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà fare oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione. Prima di aprire la discussione sulle modifiche proposte, intendo precisare che la proposta del capogruppo Porina ha la natura di un emendamento aggiuntivo, ex articolo 55.6 lettera B del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La proposta va quindi sottoposta ad una votazione a sé. Seguirà una votazione complessiva sulle modifiche allo Statuto, comprensiva o meno dell'emendamento. Prego, sono interventi?
Quindi, se ho ben capito, prima votiamo la proposta che abbiamo appena letto, giusto? E dopo si fa un'ulteriore votazione complessiva per la modifica dello statuto. Specifico capogruppo Ring che questa sera non stiamo parlando di modifiche al regolamento, ma modifiche allo statuto. Ci sono interventi? Infatti, giusto per essere, scusa Presidente, preciso, le modifiche che noi proponiamo sono allo statuto, articolo 28 e articolo 41. Interventi? Capogruppo Commisso. Dunque, rispetto alla proposta del capogruppo Borini, occorre secondo me fare un ragionamento un po' più complesso, fermo restando che il referendum è uno strumento assolutamente democratico, quindi su questo non si può dire nulla. Resta il fatto che se appena alziamo l'occhio da questa proposta e vediamo anche il resto delle leggi, della legge elettorale in particolare, troviamo che si creerebbe una specie di cortocircuito in questo caso qui. Ovvero, se la legge prevede che una minoranza rispetto alla totalità degli elettori possa governare, una proposta del genere creerebbe una specie di cortocircuito, cioè si andrebbe praticamente a una specie di commissariamento continuo da parte di una maggioranza che in verità è una minoranza rispetto a una minoranza che in verità è una maggioranza. Io dichiaro che voterò a favore di questa cosa per un motivo, perché la ritengo, come dire, un punto che può in un certo senso scardinare una certa reticenza che mi pare di cogliere dell'amministrazione, nuova amministrazione, rispetto sostanzialmente, non ci nascondiamo dietro un dito, a quelli che sono i due temi importanti, per cui come dire, questa proposta viene fatta, e sono i due temi del piano di assetto del territorio e di via del nuovo. Per evitare, a mio avviso, che si possa creare questo tipo appunto di cortocircuito, di impossibilità a governare sostanzialmente, e se a ogni proposta dell'amministrazione se si può fare un referendum per cui questa può essere in virtù del fatto appunto che non c'è una maggioranza assoluta che governa, potenzialmente, diciamo così, sulla carta potrebbe essere annullato tutto. Io vedo con maggior favore che l'amministrazione, visto che mi pare si è espressa verso una rivisitazione, una modifica del patto, non so se si vuole rivedere alcuni punti che però noi non siamo a conoscenza di che cosa ancora si possa adattare, si adatti. Ecco, vorremmo, per superare questo impasse, propongo che l'amministrazione renda pubblici ai cittadini, alle minoranze, ma a tutti i cittadini in generale, quelle che sono le sue proposte effettive, i suoi progetti riguardo a Viale del Moro e riguardo al patto. Su questa base, a mio avviso, si può parlare delle cose concrete ed eventualmente dire a quelle forme di democrazia che sono già previste e che con questa proposta sarebbero ancora più facilmente utilizzabili. Grazie. Capogruppo Donone. Prima di fare l'intervento volevo chiedere al capogruppo Borini, lei che apprezzo il lavoro che lei ha fatto in questi ultimi giorni, in cui ci siamo anche confrontati e vede che sostanzialmente ci si può anche contare su questi argomenti. Volevo capire la modifica dello statuto dell'articolo 28. Non mi ricordo e non mi consta che questo fosse stato era stato presentato in occasione dell'ultima riunione di capogruppo o in altro modo, perché non ne ho traccia.
Grazie capogruppo Zanoni. Il testo di cui ho dato lettura è il testo che ho inviato per mail a lei come anche alla segreteria e agli altri capogruppo, che prevedeva anche uno schema comparato esatto. Sullo schema comparato là nell'email si precisava che poteva essere utilizzato sia come modifica di regolamento che come anche modifica dell'articolo 28, dove nell'articolo 28 dello statuto di fatto quelle parti che si vogliono modificare nella colonna di destra vanno a costituire i nuovi commi 7, 8 e 9 dell'articolo 28 dello statuto. Capogruppo Zanoni. Grazie. Ecco, vorrei riportare e fare alcune considerazioni, a parte quello che ho detto prima, di apprezzare il suo lavoro su questo argomento. Io ero rimasto all'articolo 41 che aveva presentato e sostanzialmente su cui ha dei risvolti sia dal punto di vista del regolamento ma anche del regolamento sul referendum, che ha articolazioni di altra natura, comunque sempre di competenza. E io innanzitutto lo dico qua, credo di poter esprimere anche il pensiero degli uffici comunali nel momento in cui si fanno delle proposte, non so se queste possono essere accolte anche nella normale trasmissione di informazioni che ci facciamo a gruppo e se queste possono essere ritenute effettive in questo momento dal punto di vista ovviamente procedurale. Quindi sono pronto e disponibile, siamo pronti e disponibili per discutere di qualsiasi argomento e di qualsiasi natura possa essere migliorativa o evolutiva nella gestione dell'amministrazione. Però faccio un passo indietro e devo dire che questi argomenti meritano di essere approfonditi, discussi, sicuramente, cioè, voglio venire al dunque, non ovviamente questa sera, anche se ritengo che siano da considerare, da valutare nelle opportuni termini e approfondirli in modo specifico. Quindi voglio, ripeto, riportare la discussione, cioè voglio interessare l'Assemblea su quelle che sono le proposte iniziali, quelle che avevamo sostanzialmente acquisito al momento della riunione di capigruppo, l'ultima riunione di capigruppo che abbiamo fatto lunedì 14. E sostanzialmente dico che queste modifiche che abbiamo portato questa sera in Consiglio Comunale, molte di queste riguardano e si adeguano a modifiche intervenute nella gestione dei diritti locali, nel discorso praticamente che facevo precedentemente. Quindi che sono state praticamente poste all'attenzione di questo Consiglio da parte dei dirigenti, in particolare del dottor Nobile, segretario comunale, che prevede un adeguamento dovuto a questioni che sono decadute o sono venute a decadere proprio per una riorganizzazione di alcune anche figure istituzionali. Una sola di queste modifiche ha un carattere che possiamo ritenere politico, cioè una proposta che sicuramente ha anche una valenza politica, che è quella dell'articolo 13, che prevede un inserimento, ed è il consigliere comunale un incarico proprio visto in funzione della riduzione degli assessori di
coinvolgere maggiormente, ed era quello che auspicavate e si stava discutendo anche in precedenza, fosse un maggiore coinvolgimento, una maggiore partecipazione anche dei consiglieri. Ecco che all'articolo 13 del comma 7 si porta che il consigliere comunale su incarico del sindaco può svolgere attività di studio su determinate materie e compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari e non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, questo per non entrare in conflitto con gli assessori oppure addirittura con il sindaco, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici, quindi non può intervenire fino a questo punto. Quindi questa è una questione. Poi tutto quello, vado molto sommariamente, è legato alla validità delle sedute che da 9, la presenza passa da 9. Parlando dello statuto. Capogruppo che non può essere. Naturalmente poi che per la validità dell'adunanza si passi da 7 a 6, che sempre che la giunta comunale nell'articolo 31 passi da 7 a 5 componenti, viene successivamente rivisto l'articolo 44 arrivando del difensore civico, viene soppressa a statuto, anche se era già in essere, la figura del direttore generale, e quindi anche l'articolo 49 e il 50 ha delle precisazioni per quanto riguarda le mansioni e le attribuzioni del segretario comunale. Quindi sostanzialmente devo dire che la nostra iniziale proposta, poi c'è l'articolo 59 sulle società di azioni, consorzi e quindi vado a concludere dicendo che fondamentalmente la proposta di modifica, il ragionamento di modifica riguarda questioni veramente tecniche, a parte quella degli incarichi del consigliere comunale, che mi sembrava che fosse anche ben accolto dalla politica. Per quello che riguarda l'emendamento da lei proposto, mi riferisco esclusivamente all'articolo 41 dello statuto, più che altro si va e lo prefiguro come un intervento sulle regole, quindi poter intervenire sul regolamento, quindi più attinente al regolamento sul referendum. Precisiamo che il mantenimento dell'attuale articolo 41 a nostro giudizio non preclude che possano essere messe in atto tutte quelle azioni che lei ha proposto e ha esposto poco fa. Quindi proponiamo di approvare lo statuto con le risultanze che avute nella conferenza dei capigruppo e di dedicare una maggiore attenzione con uno specifico dibattito sul tema referendario sull'organizzazione di alcuni regolamenti in una discussione che si può fare all'interno della costituita commissione consiliare, quindi che questo possa essere l'argomento del prossimo Consiglio comunale. Grazie Presidente. Io capisco le ragioni che spingono i
capogruppo Tonon a come dire, voler evitare la discussione e la delibera sulla proposta di emendamento relativo all'articolo 41 per l'introduzione di referendum che sono vincolanti, che sono a quorum zero, eccetera, eccetera. Però non condivido l'impostazione metodologica, perché se è vero che si è aperto il tema delle modifiche dello Statuto, è anche vero che lo Statuto, ce lo dice lo stesso articolo primo dello Statuto Comunale di Capri, stabilisce le norme fondamentali inerenti all'organizzazione. Se noi questa sera decidiamo di porre mano alle norme fondamentali relative all'organizzazione, allora possiamo, e abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di affrontare la questione, il dibattito pure su quelle parti dello Statuto che possono essere oggetto di modifica, come lo è l'articolo 41 giusto la nostra proposta. E allora non è che il regolamento che disciplina il referendum può recepire nella stessa misura e con la stessa portata le modifiche da noi proposte con l'emendamento sull'articolo 41, perché sulle norme fondamentali di funzionamento del nostro ente e quindi sullo statuto che l'introduzione di queste regole ha efficacia poi sul regolamento. Sarà il regolamento a doversi adeguare nel momento in cui introduciamo la regola in statuto. E la regola che noi vogliamo introdurre, e ci farebbe molto piacere constatare che vi possa essere convergenza da parte di questa amministrazione sul punto, è una norma di primaria democrazia, o meglio, è una norma di assoluta democrazia, perché si parla di forme di partecipazione diretta della cittadinanza quando si parla di referendum. E quindi introdurre una norma nello statuto, quindi tra quelle che sono le regole fondamentali dell'organizzazione del nostro ente, che valorizza, implementa questa forma di partecipazione diretta dei cittadini, ci pare forse primaria rispetto a quanto non lo possa essere addirittura la modifica proposta dalla maggioranza, che pur è condivisa dall'opposizione, in ordine all'articolo 13. Così come anche primaria rispetto alla modifica dell'articolo 13 ci pare la modifica dell'articolo 28 rispetto a quelle che sono e che devono essere le prerogative di commissioni consiliari rese effettive e non, come si diceva prima, che esistano, che non esistano, che ci si partecipi, che non ci si partecipi, poco cambia. Per noi sono organi che devono funzionare e che sono utili intermediari rispetto a quelle che sono le istanze della cittadinanza nell'ambito degli organi costituiti. E allora io chiedo uno sforzo, un grande sforzo a questa amministrazione nel recepire quella che è la proposta formulata con l'articolo 41 da un lato, con l'articolo 28 siccome emendati nel disegno che si è prima relazionato, perché così facendo si verrebbe effettivamente a riconoscere ai cittadini quel peso per importanza che diversamente oggi con il referendum, così come contemplato dallo Statuto, viene loro negata. Sì, sono due battute precisate. Non è che la maggioranza voglia prendere in considerazione quello che lei ci sta dicendo. Però le voglio su un argomento di questo genere, voi dicevate prima, vorrebbe massima partecipazione, massimo dibattito, massima approfondimento degli argomenti. Purtroppo io, in conseguenza, chiedo uno sforzo a lei, e non possiamo in
qualche giornata, poi qualche scambio di email o di una conferenza di capigruppo, affrontare un argomento così si fatta importanza, sul quale appunto vi chiedo di ritirare le sue proposte. Questo non vuol dire di abbandonarle o di fare danno la possibilità, però questo è un suggerimento, di poter mettere in atto tutte quelle azioni che voi, ma condividiamo anche noi, che possono essere fatte in un dibattito all'interno delle commissioni, ma non solo, possono essere e affrontare l'argomento di una tale importanza con la tempistica e con una modalità diversa di quello con cui stiamo affrontando questo importante argomento. Quindi è questo che volevo puntualizzare e precisare, il fatto di andare a votare una risultanza che veniva da una cosa isolata che avevamo concordato in una fase di questa procedura, che era l'ultima commissione di capigruppo, che era stata fatta in sostituzione e in surroga, diciamo così, della mancanza di commissioni consigliari già nominate. Tutto qua. Capogruppo commesso, prego. Grazie, io accolgo la proposta del capogruppo Tonone e propongo di sospendere questo punto per poter dare una discussione più approfondita, però vorrei che la maggioranza invece impegno, con anche un impegno temporale per poter portare in commissione questo argomento.